il 1608 e il 1767, in una vastissima area cuneata tra i fiumi Paraná e Uruguay, oggi Argentina, si tenne il famoso Sacro Sacramento, rimasto celebre nella storia del vecchio Lo tentarono alcuni coraggiosi gesuiti, armati solo della loro fede indovida e di una grande cultura, per evangelizzare le tribù dei Guarani e proteggere le umiliazioni e razzie loro imposte dai Greci di Spagna e del Portogallo, che si erano spartiti il territorio costante. Nelle riduzioni, così si chiamarono i centri attivati dai soci della Compagnia di Gesù, tra foreste rusticate e imponenti, gli indigeni appresero a lavorare e vivere pacificamente in un sistema comunitario, per l'epoca assolutamente anonimo. Ma le riduzioni non potevano andare a genio né a Madrid né a Lisbona. Spagnoli e portoghesi videro pericoli di ogni sorta e soprattutto la fine delle numerose incerte e compraventi delle manodopera a buon mercato. Poi, quando Ferdinando VI di Spagna cede ai portoghesi una larga parte del territorio, gli attacchi si moltiplicano fino ad arrivare ad autentici genocidi. Le pressioni di due governi iberici arrivano fino a minacciare la presenza di Gesù in tutti i loro territori, anche europei. Per queste ragioni il pontefice, Papa Clemente XIII, decide di inviare osservatori da Roma, il cui compito era quello di constatare e riferire della situazione del nuovo mondo. Avuto rapporto dagli emissari, egli, pur proclamato e riconoscendo la bontà delle missioni gesuite, invita i religiosi ad abbandonarle per motivi politici. In sintesi, l'ordine era quello di lasciare le rivoluzioni pena l'esclusione, non solo dalla Lega del Sud, ma anche dai due stessi paesi europei. Messi a conoscenza di questa decisione, i gesuiti della nuova missione decidono di combattere, ognuno a loro modo, per non abbandonare gli indios che li hanno accolti. Alla fine, dopo lunghe battaglie, ad ottenere la vittoria saranno gli spagnoli e i portoghesi, mentre i gesuiti e gli indios verranno sterminati e dispersi. Resterà, forse, nelle menti e negli occhi di pochi ragazzi spauriti nell'immensità dei luoghi, il ricordo di quel meraviglioso esperimento, iniziato sotto il segno del Vangelo che aveva portato, con la luce della fede, la cultura e la gioia per tutti. Fantasia, io
Buonasera a tutti. Scusatemi, ma puntualmente, come ogni anno, quando il Refettori si presenta al seguito del concerto, sembra quasi che abbia fatto. Vabbè, benvenuti a tutti. Allora, se ancora una volta siamo qui, dobbiamo certamente agli apprezzamenti che Natale scorso ci avete elargito, speranzosi che questa sera vorrete ripeterli con altrettanto sapore. Noi faremo di tutto per meritarlo. Volgo a noi tutti, in grazie al Comitato Festa Santa Lucia che ha voluto sponsorizzare e sostenere questa serata, un sincero benvenuto a tutti i tanti ospiti che come sempre ci onorano della loro presenza, signor Sindaco Don Enrico. Don Enrico, mi spiace, è dovuto andare via per molto probabilmente per problemi più importanti e gravi di questo. Don Sabino, Angelo Lacome, benvenuti a tutti voi. I coristi non me li presento perché li conoscete ormai tutti, darò invece il benvenuto ai nuovi che hanno raccolto il nostro appello della stagione scorsa a sostenere la crescita il gruppo già esistente. Quindi un grazie a Gerardo Francese, Raffaele Francese, Giovanna Battaglino che di sera non è, ma comunque come se lo fosse, tanti sono i legami di affetto, di amicizia con i giovani di questa comunità. Lo merita inoltre anche per la bella voce che ha, che ci farà ascoltare nel corso della serata insieme a tutte le altre belle 40 voci della corale. Grazie a Sara Bavaro, Giuseppe Capone, Barbara Capiero, nuovo membro permanente di questa comunità, a Odena Macchio e a nuovi arrivati sei bambini, Giuseppe Capone, Ilenia Goccia, Isla Benedittis, Francesca e Maria Chiara Maurizio, Mattia Petrillo e Consolato Zippo. Grazie a tutti loro per tanti impegni dimostrati in questi 4-5 mesi di lavoro. Allora, perché abbiamo voluto iniziare il concerto certamente non con un canto più consono alla serata, la Destiny di Davis, con Gloria. Ebbene, siamo partiti da una considerazione, correggete che se sbaglio. La musica, di qualsiasi essa e genere essa sia, è un veicolo universale di pace ed è l'unico mezzo di comunicazione che riesce a conciliare i popoli e civiltà diversi tra di loro, per etnia, religione, costumi, eccetera. Quindi se il messaggio che la musica riesce a trasmettere è unicamente quello di cancellare, anche se per un solo momento, la diversità di ogni sorta, non c'è luogo che non possa essere eseguita ed ascoltata. L'altro motivo invece vuole essere un augurio che vorremmo fare a noi stessi, così come legge del testo del brano che avete appena ascoltato. Nella fantasia io vedo un mondo giusto dove non esistono diversità di sorta e dove ognuno è libero di volare come le nuvole. Un augurio e un grazie soprattutto ai tanti missionari della Chiesa che da sempre dedicano la loro esistenza e sacrificano molto spesso la loro vita in nome della fede, al servizio dei poveri e di ogni angolo della terra ed in assoluto anonimato, per restituire un minimo di dignità sociale alle popolazioni spesso o del tutto dimenticate dalla società civile, o peggio, rese schiave dei poteri costituiti responsabili dei tanti stermini spesso computati al segno dell'opinione pubblica. Ed è appunto dello sterminio dei Guarani, nella tribù delle forze del Paraguay, che racconta il film Edition di cui ho ascoltato il brano. La pellicola si basa infatti su eventi realmente accaduti in seguito al Trattato di Madrid del 1750 che obbligava i regni di Spagna a cedere parte delle terre gesuite in Paraguay alla corona del Portogallo. Naturalmente per motivi cinematografici il regista ha ricostruito solo una delle 6 o 7 missioni che allora esistevano. Una breve parentesi e poi proseguire con il programma. Come avrete notato, abbiamo voluto intendere il concetto di Natale non come un monologo dei soliti canti della tradizione natalizia che ormai conosciamo a memoria, ma ci siamo previsti di proporvi musica a 360 gradi, affiancando ad essi brani delle diverse tradizioni musicali, dal jazz alla musica classica, dal canto della tradizione popolare alla musica da cinema e alla musica leggera alla musica d'opera. Questo per far sì che il concetto diventi non solo un veicolo di informazione, soprattutto per i più giovani che così imparano a conoscere le diversità della composizione musicale, ma che soprattutto coinvolga tutti i presenti in modo che ognuno riesca a individuare l'uno o l'altro brano quello di proprio interesse. Così facendo penso che la serata trascorra in modo più sostenibile e più piacevole per tutti.
Bene, con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Se nel corso del concerto sarà necessario fornirvi qualche cenno storico, biografico, perché no, anche qualche curiosità su quello che andrete ad ascoltare, lo farò molto volentieri. Divideremo infine la serata in due parti, delle quali la prima dedicata quasi interamente ai casi della redazione natalizia e poi ci concederemo un intervallo di circa 5 minuti, non più di 5 minuti, per consentirci di recuperare un po' di energie e permettere a chi di voi lo vorrà di andare a prendere un caffè e fumare una sigaretta, perché siamo consapevoli di quanto possa essere faticoso rimanere seduti per più di un'ora. Riprenderemo poi il concerto con una seconda parte che porteremo prevalentemente ai canti della tradizione cinematografica popolare. Grazie e buon ascolto a tutti, augurandoci che potrete rimanere con noi fino alla fine del concerto. Grazie. Scritta nel 1942, un canto intriso di speranza, proprio quello dei soldati combattenti nella seconda guerra mondiale e le loro famiglie che li stavano aspettando a casa. Della canzone sono state eseguite innumerevoli versioni, di cui molte in lingua italiana con il titolo Bianco Natale. Il brano è White Christmas. Su questa curiosità, scusate, una curiosità, l'autore Berlin dice che la mattina dopo appena abbiamo ultimato il brano corse nel suo ufficio, chiamò la sua segretaria e gli disse: prendi appunto su questa canzone perché ho scritto la mia migliore canzone, forse ho scritto la migliore canzone che sia mai stata scritta.
La cantata numero 147 è una delle più famose del repertorio bacchiano, composta ed eseguita per la prima volta nel 1723. Un'atmosfera pastorale cantata nella sua lingua originale, il tedesco. Gesù, tu sei la mia gioia, la consolazione e la linfa del mio cuore. Gesù difende da tutti i dolori, è la forza della mia vita, il desiderio e la luce dei miei occhi, la ricchezza e la felicità della mia anima. Per questo io non lascio che abbandoni il mio cuore ed il mio volto. Signori, la cantata numero 147, corale del 10° movimento, Johann Sebastian Bach. La scena titolare del 10° movimento che avete appena ascoltato erroneamente si attribuisce a Johann Sebastian Bach. In effetti lui si è solo limitato ad ultimare l'arrangiamento orchestrale di un brano precedentemente scritto da un violinista tedesco. Gesù, fai che possiamo vedere il tuo volto
nell'infelice e nel povero, la luce radiosa che illumini il mondo e rischiara il buio dei nostri cuori. Gli angeli cantano, o notte divina, è nato il Salvatore. O Holy Night, un canto di Natale composto da Adolf Adam nel 1847, conosciuto anche come Cantico di Noè. Nel canto l'interprete richiama la nascita di Gesù bambino. Il brano venne tradotto in inglese nel 1855 dal ministro unitario John Sullivan White. The stars are
repertorio natalizio questo antico canto. Siete presenti, avvicinatevi, un angelo ci invita ad essere gioiosi e trionfanti. Venite ad ammirare il cantore degli angeli, Alessio Fidelis. Una dolce inna nanna composta da Franz Schubert nel 1816. Il titolo del canto, 1000 fubini coro, canta Giuditta. Oh
Gloria in Excelsis Deo, per celebrare l'evento della nascita di nostro Signore Gesù. Il titolo: Angels Were Heard on High, o meglio, nella sua versione in italiano, Gli angeli delle campagne. Per voi Alfredo e la corale. Dolci canti di angeli che dai monti
Tanti di voi sicuramente avranno ascoltato questo canto che di certo non passa inosservato data la grande tristezza che le sue note trasmettono, ma anche in tanti riferimenti biblici che cercano un legame con la vita moderna. Un lungo poema che parla d'amore, un amore che non può essere sempre felice, ma spesso molto doloroso, perché amare significa lasciare se stessi senza una protezione, esposti alla sofferenza. Signori, alleluia! A cantarlo per voi sarà Paolo, accompagnato da Luigi alle tastiere e Maria Gabriella alla chitarra. Let me bear the beast on my own.
Una canzone di Babbo Natale di cui si preannuncia l'arrivo in città. Le parole dicono presumibilmente ad un bambino di fare attenzione, di non piangere, di non mettere il rozzo. Babbo Natale sta venendo in città, sta facendo una lista per capire chi è buono e chi è cattivo, sa quando il bambino dorme e quando è sveglio e come si è comportato. Il brano famosissimo in tutto il mondo è Santa Claus is Coming to Town. Lo canterà Luigi, sostenuto dalla corale, in una eclettica versione tra il classico e il jazz.